Amici, a questo nuovo appuntamento con Parliamone. Oggi il titolo della nostra trasmissione è Figlio ovunque, anche in cielo, un figlio sempre. Già il tema si comprende che è un tema difficile da affrontare perché tocca le corde più profonde dell'animo umano, si parla di dolore, di sofferenza, di distacco. Don Bucolo, quali parole possiamo usare per descrivere un dolore così grande che nessun genitore vorrebbe mai provare nella vita? Esattamente, non è facile utilizzare le parole per questa situazione molto reale, molto comune, dinanzi alla quale si assumono delle posizioni varie. Io sinteticamente ne presento solo tre, anche per inquadrare bene il problema. La prima posizione la chiamerei quella di fatalismo, cioè il destino. Mi trovo a vivere questo dramma, questo dolore grande da madre, da padre, da genitore, era destinato così e punto e basta, quindi quasi quasi noi siamo schiavi di una storia in cui la nostra libertà quasi quasi è annullata. Poi c'è una seconda posizione che io do il nome di moralismo, cioè il fatto che dinanzi a questa situazione bisogna rassegnarsi, bisogna fare una ragione, bisogna cercare di farsi forza, di avere uno stato d'animo forte, no? È come dire, ma come fa una madre o un padre dinanzi a un dolore rassegnarsi oppure mostrare tutta la sua forza? La terza posizione, anche questa è molto comune, uso un termine filosofico ma lo spiego subito, è il nichilismo, dal latino il nulla, no? Cioè il fatto che dinanzi a questo evento siamo nulla, nulla non ha senso vivere, non ha senso andare avanti. Quindi queste sono un po' le tre posizioni, quelle più comuni che tante volte i genitori, un padre o una madre vive dinanzi alla perdita di un figlio a loro caro. Fatalismo, moralismo, nichilismo, ma c'è una quarta posizione, una quarta via dopo queste tre? Esatto, questo è quello che vorrei in questa puntata focalizzare. C'è una quarta posizione, cui personalmente non riesco a dare una definizione, un nome, perché è una posizione che supera anche la mente umana, supera il cuore, una posizione che indica anche il mistero grande di come una persona, una madre, un padre può uscire il massimo di sé. E poiché a questa posizione non riesco a dare un nome, però posso dare la testimonianza di una persona. Ho la gioia o la fortuna nel mio ministero di trovare persone concrete che vivono questa quarta posizione. E ce la spiega e diamo il benvenuto a Valeria. Grazie Valeria per essere qui con noi, grazie perché ha deciso di condividere con noi questa esperienza così drammatica, dolorosa, che accomuna purtroppo tante mamme e tanti papà che hanno perso un figlio. Un'esperienza, come dicevo all'inizio, che nessun genitore mai vorrebbe vivere. Cosa è successo nella sua vita? Allora, io ci tengo a precisare, innanzitutto vorrei precisare che sono qui per testimoniare quanto lo Spirito Santo, nonostante quello che è accaduto nella mia vita, abbia fatto dei miracoli grandissimi. E quindi comincio proprio partendo dal 13 marzo 2022, è una domenica come tutte le altre, eravamo a casa, io preparavo la cena, improvvisamente mio figlio, il primogenito Sergio di 17 anni, avverte un malore, chiamiamo l'ambulanza, ci rechiamo al pronto soccorso, non sto a scendere nei particolari, la mattina seguente io e mio marito ci ritroviamo a salutarlo prima di entrare in sala operatoria. Tutto potevamo immaginare tranne che quello sarebbe stato l'ultimo saluto rivolto al nostro figlio. Ricordo che dopo qualche ora dall'ingresso in sala operatoria mi squilla il cellulare, io rispondo al telefono, dall'altra parte della cornetta una dottoressa che mi dice: signora, lei è la mamma di Sergio? Sì, sono io, mi dispiace, Sergio non ce l'ha fatta. Lì una doccia fredda, immagino. Esatto.
Mio marito si trovava a circa 3 metri di distanza da me. Io ora non ricordo quanto tempo ho impiegato a percorrere quei 3 metri, non ricordo nemmeno le parole che ho usato. Io ricordo le urla di mia madre, di mia suocera e di tutti i parenti che naturalmente nel frattempo ci avevano raggiunto. E ricordo questa mia calma interiore e questa voce dentro di me che mi diceva: Valeria, non mollare. Non puoi mollare adesso, ci sono io vicino a te, non crollare, ti sostengo io. Allora in quel momento ho detto: va bene, ho voluto dare alido a quella voce per non permettere alla morte di distruggere quello che era rimasto della mia famiglia, io, mio marito e mio figlio Santi. Si torna a casa. Naturalmente casa mia è diventato un via vai di persone, di parenti, di amici. Immagino, certo. Che venivano per portare consolazione e trovavano una persona serena, presa anche per folle sicuramente. C'era addirittura chi vedendo portava i sedativi, perché bisognava comunque essere pronti nel momento in cui arrivava la crisi di nervi o di pianto, cosa che grazie al cielo veramente non è mai arrivata, almeno non diciamo in modo plateale. E mi ricordo benissimo le voci dei parenti, degli amici, ma quelle che mi facevano più male erano quelle dei parenti più vicini, più intimi, che dicevano: poverina, non ha ancora capito cosa sia successo. Passano i giorni, viene celebrato il funerale di Sergio, mio marito si chiude era devastato dal mio stesso dolore, perché io non penso che ci sia un dolore più forte fra quello della madre e quello del padre per la perdita di un figlio. Però si reagisce in modi diversi. Io ho avuto la grazia di reagire in questo modo, mio marito l'ha raggiunta questa grazia, però piano piano. Quindi inizialmente mio marito non voleva, mostrava solo rabbia nei confronti di tutto e di tutti. Ricordo si chiedeva perché è accaduto questo a noi. E la prima domanda, così bello, così... La prima domanda che mio marito fece a Padre Salvo, quando Padre Salvo per la prima volta ci venne a trovare a casa, fu: perché Padre Salvo? Perché a me? Perché a mia moglie? Perché a noi? Padre Salvo, da amico, quale è sempre stato nei nostri confronti, prima amico che sacerdote, ha risposto: Alfio, io non ti posso dare una risposta, perché non ho una risposta e non l'avremo mai. Don Bucolo, hai detto proprio così. Esatto, anche perché mi metto nei panni di un padre e una madre che riceve la visita di un prete, quindi un esperto di Dio, un esperto delle domande, quindi delle risposte, di dare luce, e quindi in genere si ha questa l'idea, il prete che ti risponde, ti dice le cose giuste perché è andato così, è andato colà. In realtà, quanto mai reale, io non ho risposta, ma capivo in quel momento che la cosa più opportuna, quello che ha fatto Gesù Cristo, è andare a casa loro e stare accanto a loro e piangere con loro e condividere la loro sofferenza. Questa cosa qui, che sembra banale o a volte forse insignificante, dico va bene, sei andato a trovarlo, ma non hai risolto il problema, non hai risposto alle sue domande. Di fatto questa cosa qui è stata una benedizione per Valeria, ma soprattutto per Alfio, perché ha percepito una chiesa, come la chiama Papa Francesco, ospedale di campo, una chiesa accanto che alle piange con chi soffrono. piange, che soffre con chi soffre, e che ti fa sentire tutta la tenerezza e tutto il calore che tante volte non si riceva dagli altri, perché abbiamo quasi quasi le risposte pronte. Quindi ricevete la visita di Don Salvo. Di Don Salvo, poi viene celebrato il funerale. Qualche settimana dopo, eravamo in Quaresima, il funerale è stato il giorno 1 aprile, quindi proprio in piena Quaresima. Qualche settimana dopo la scuola calcio del mio secondogenito Santi organizza una gita a Castiglione di Sicilia. Mentre eravamo lì e si aspettava che i ragazzi si allenavano, noi genitori facciamo un giro per le chiesette del paese. Entrando in una chiesetta troviamo una statua di spalle, proprio vestita con abbigliamenti in tessuto, non diciamo di materiale rigido. Giro attorno a questa statua ed è come se mi trovassi in quel momento davanti allo specchio,
perché in quel momento io non ho visto la Madonna intesa come mamma celeste, io ho visto una donna con un pugnale trafitto nel petto e in quel momento io ho detto: Signore, io so che dovrò vivere per sempre con questo pugnale trafitto nel petto, però ti prego, dammi la forza di poter vivere una vita che sia degna di essere chiamata tale. E piano piano, insieme ad Alfio e Santi, abbiamo cercato di ritrovare una nuova routine, nuove abitudini. Bisogna imparare anche ad apparecchiare, non più per 4 ma per 3, perché quando apri il cassetto per prendere le posate, il tuo cervello ti dice prendi 4 forchette, invece ne devi prendere 3. Passano i mesi e si comincia ad avvicinare la data del 18° compleanno di Sergio. Lui ci teneva tantissimo, aveva già prenotato il locale un anno prima, perché era una cosa proprio a cui teneva, ma io non potevo accettare da mamma di vivere un secondo funerale, assolutamente. E allora mi viene in mente di chiamare un'associazione che si occupa di sostenere le famiglie dei bambini malati oncologici, perché Sergio voleva studiare medicina, si stava infatti, nonostante fosse al 4º anno del liceo scientifico, ma si stava già preparando per gli esami di ammissione al test di medicina. Organizziamo questa festa grazie alla collaborazione anche di un importante hotel catanese, partecipano 250 persone, con nostro stupore, e riusciamo a donare 4.000 euro. Quella sera, sembrerà strano, forse sono pazza, ma quella sera io ero felice perché Sergio era in mezzo a noi e noi eravamo lì per aiutare qualcun altro nel nome di Sergio. Quindi ho capito in quel momento qual era il modo per continuare a far vivere Sergio. Da quel momento in poi, puntualmente, ogni 4-6 mesi, viene organizzata una partita di beneficenza in cui sosteniamo, grazie alle donazioni di tutti gli ospiti, riusciamo a sostenere una missione in Camerun. E così piano piano stiamo riuscendo a continuare a far vivere Sergio dentro di noi e tramite noi, ma non siamo da soli. Siamo accompagnati da padre Salvo, da padre Ugo Rapicavoli che guida il gruppo I nostri figli in cielo, un gruppo composto da genitori che si trovano nella stessa condizione mia e di mio marito, da padre Giuseppe Catalfo che è il nostro parroco, che è diventato amico e punto di riferimento per nostro figlio Santi, e da tutti gli amici e i parenti che sono folli quanto noi, perché ci chiamano: ma la partita quando sarà? Ma non riusciamo a farne più di una? E quindi questi momenti sono diventati festa. I bambini chiedono: ma quando dobbiamo andare a giocare? Vogliamo padre Salvo in campo? Cioè ormai è diventata una famiglia allargata nel nome di Dio, e grazie a Sergio continuiamo ad organizzare e a fare del bene. E questo per noi è diventata la nostra missione. Bene, stiamo ascoltando la storia di Valeria, una mamma che ha perso un figlio di 17 anni, ci sta raccontando come ha vissuto questa esperienza di morte che si è trasformata non solo in vita ma anche in solidarietà, in donazione, ed è un modo per non solo ricordare ma per far vivere ancora Sergio e i sogni di questo ragazzo che pensava di entrare in medicina, perché con la perdita di un figlio si perde un figlio, ma si perdono tanti sogni, tante speranze, anche tante abitudini, perché Valeria ci ha raccontato che anche nel quotidiano, nelle piccole cose, bisogna rimodulare e riadattare la propria vita, dalla semplice tavola che non avrà più le stesse posate, ai piccoli gesti quotidiani. Immagino rassettare la stanza di Sergio, del figlio, entrare in una stanza e trovarla vuota, i suoi oggetti, i suoi vestiti, i suoi amici. Continueremo a raccontare la storia di Valeria fra pochissimo, dopo la pubblicità. A tra poco, non mancate e restate con noi. Figlio sempre
anche in cielo, è questo il titolo della trasmissione di oggi. Stiamo ascoltando l'esperienza e la storia di Valeria, che ha perso un figlio, e del marito Alfio. Valeria ci sta raccontando che ha subito sentito una sorta di pace interiore, malgrado la perdita di un figlio. Il marito Alfio invece ha reagito in maniera più traumatica, dicendo perché pian piano questo percorso anche di fede, assieme a un sacerdote che vi è stato vicino, a Don Salvo. Ecco, suo marito Alfio, come è arrivato a questa pace interiore, a questa gioia? Perché abbiamo ascoltato che voi vi aprite ad altri, fate della beneficenza, insomma in questo modo portate, e adesso c'è anche la bella notizia anche di una nuova gravidanza, quindi di un figlio, di una figlia che arriveranno tra breve nella vostra famiglia, quindi si ritornerà ad essere di nuovo in 4. Ecco, suo marito come è arrivato ad avere quella tranquillità, quella gioia anche interiore? Possiamo usare anche il termine gioia? Sì, sì, si può usare il termine gioia. Gioia di vivere, diciamo. Ecco, gioia di vivere una vita, come dicevo prima, che sia degna di essere chiamata tale. Allora Alfio, come dicevo poc'anzi, ha vissuto i primi mesi, forse fino al 18° compleanno di Sergio, scusate, come una sorta di rabbia nei confronti di tutto e di tutti. Il giorno dopo del 18° compleanno di Sergio iniziava nella parrocchia San Luigi di Catania con padre Bucolo, iniziava il percorso delle 10 parole, percorso che io avevo già iniziato nella parrocchia di San Giovanni Battista, San Giovanni Galermo, nell'ottobre del 2021, e poi lo avevo interrotto a causa della morte di Sergio proprio nel marzo del 2022. Cos'è il percorso delle 10 parole, Don Salvo? Allora, è un percorso nato per opera di Don Fabio Rosini, un sacerdote di Roma, il quale, siamo nel lontano 1992, intuì che i giovani vivevano questo essere orfani di padre. Era un momento storico particolare, per cui lui iniziò, su mandato del suo parroco, perché allora era viceparroco, di pensare lui ai giovani, di occuparsi lui dei giovani, e lui avviò questo percorso delle 10 parole, 10 comandamenti, che in realtà divenne luce per i ragazzi della sua parrocchia. Che succede? Quando una cosa è bella, o meglio, quando una cosa profetica, non si ferma in un posto. Tant'è vero che poi questo percorso è stato portato in altre parrocchie e attualmente si trova in diverse diocesi d'Italia, e io lo conobbi nel 2010 quando fui a Roma a studiare. Furono proprio dei preti di Palermo a dirmi: sai, c'è Don Fabio, 10 comandamenti. Inizialmente avevo la mia resistenza, ho iniziato questo percorso e ho visto che questo percorso, come è successo in questo caso per Valeria e per Alfio, ha dato luce alla loro vita. Cosa serve questo? Cioè, qual è il fine? Quello di aiutare, ma ha detto Valeria, a vivere la loro vita da soggetti, non a essere succubi della storia, non a essere vittime. Quindi continuiamo il racconto. Quindi il giorno dopo iniziava questo percorso, chiedo a Don Salvo l'aiuto per invitare Alfio, e Alfio molto sinceramente, perché mio marito è molto schietto, dice, padre Salvo può dirlo benissimo, dice: io ti faccio contenta, verrò solo al primo incontro. Va bene, noi ci accontentiamo. Lui non solo è venuto al primo incontro, al secondo, al terzo, al quarto, ha completato tutto il percorso. Durante il percorso ha cambiato, per grazia di Dio, il modo di vivere il suo dolore. Il dolore rimane quello, il pugnale di cui parlavamo poco fa è sempre lì, sul cuore. Si impara a conviverci e si cerca di trasformare, ma il dolore è lì, non passa. A tal punto cambia il suo modo di vivere la fede, di vivere la vita, che durante un ritiro alla fine del percorso, sia io che lui sentiamo proprio la necessità di riaprirci alla vita. E allora ci rivolgiamo alla nostra mamma celeste, che noi a casa in confidenza chiamiamo Signora Maria,
tramite la signora Maria. Quindi la Madonna. La Madonna, noi a casa la chiamiamo signora Maria. Questo modo molto confidenziale di rivolgervi alla Madonna. E allora tramite la nostra Mamma Celeste noi chiediamo la grazia di vivere la nostra genitorialità ancora una volta, di rinnovarla, però non nel modo in cui desidera il nostro cuore, ma nel modo in cui Dio ha progettato per noi. Era dicembre del 2023, a febbraio del 2024 scopriamo di essere in attesa di Maria Benedetta, che arriverà fra pochi giorni. Ma quindi veramente bellissimo. È una grazia dietro l'altra. Grazie, qui dopo 2 figli maschi adesso è arrivata la femminuccia, sì. la figlia femmina. Sì. Quindi Don Salvo, quanto aiuta la fede? La fede è a vivere? La fede è molto concreta, perché come abbiamo visto nella storia di Valeria e di Alfio, nella concretezza sperimentano la gioia della vita. Vedere Valeria e Alfio in mezzo a tanti giovani, vederli anche durante la partita di calcio, perché ci sono i ragazzi ma ci sono tante famiglie, cioè è paradossale come un lutto, una disgrazia, una sfortuna, una cosa che chiaramente nessun genitore vorrebbe vivere, diventa veramente un'azione straordinaria di festa, perché, e questo è molto bello, ma lo dico spesso a Valeria, ma lo dico anche a me, Sergio vive. Non siamo noi a renderlo presente, è chiaro, affrontiamo in modo diverso, ma se crediamo nell'eternità, se crediamo nella comunione dei santi, Sergio vive e gioisce di questi eventi e gioisce anche della nascita di questa straordinaria creatura, Maria Benedetta, che non vediamo l'ora di abbracciarla e di vederla fra di noi, è una cosa straordinaria, senza parole. Valeria, cosa possiamo dire a una mamma e a un papà che da poco hanno perso un figlio? La vostra esperienza, certamente, la vostra testimonianza sicuramente sarà di conforto, ma cosa possiamo dire se lei si volesse rivolgere un attimino a una mamma che in questo momento sta facendo i conti con questo dolore così grande? Io quello che posso dire è di non pensare che il dolore passi, di non pensare che esista la rassegnazione intesa come dimentico quello che è successo, quello che è stato, assolutamente. Bisogna cercare sicuramente circondarsi di persone che ti aiutano ad affrontare, a non vivere nel moralismo, nel nichilismo, nel fatalismo. Noi abbiamo deciso di vivere con follia questo evento, dedicandoci agli altri. Sentiamo figli anche chi non è nostro figlio, cioè chi non è nato da noi. I compagni di Sergio, ormai sono tutti diplomati all'università, sono diventati i nostri figli, tutti. Vengono a casa nostra, ci raccontano le loro esperienze, tornano dall'università, quelli che hanno deciso di studiare fuori, e vengono a trovarci come se fossimo dei parenti. Naturalmente non ci sostituiamo ai genitori, però siamo degli amici intimi, dei parenti che comunque loro vengono a trovare. E quindi la nostra mancanza viene in parte, diciamo, colmata dall'amore, dall'ondata di amore che ci ha travolti. Non so, non è la prima volta che mi capita di sentire storie di genitori che perdono un figlio in maniera inaspettata, ovviamente, mai messo nel conto, che però si aprono agli altri. È un dono che arriva dal cielo, è lo Spirito Santo che agisce, si diventa, per assurdo, anziché chiudersi, si aprono agli altri, esatto, agli altri ragazzi, si fanno gesti di solidarietà. Ecco, Valeria in questo momento potrebbe solo pensare che tra poco diventa mamma, quindi potrebbe anche un po' lasciare perdere, no? Questi gesti di solidarietà, il pensare agli altri. E invece c'è qualcosa che entra nella vita di chi ha perso un familiare così forte che si può spiegare forse solo con la fede, perché anche la pace di cui parlava Valeria non è una pace umana. Esatto, esatto, perché solo aprendosi all'eternità
perché giustamente non è rassegnazione, ma solo aprendo eternità è possibile affrontare questo dolore. Tra l'altro, ed è bellissimo ciò che Valeria ha detto, il dolore non è passato. Lei ha l'immagine di questa statua della Madonna l'Addolorata che ha questa spada sul cuore, quindi lei dice: non mi è stato tolto questo pugnale dal cuore, il dolore rimane lì, ma, e questa è la cosa straordinaria, c'è modo e modo di vivere il dolore. C'è chi lo vive come una dannazione, chiudendosi, c'è chi vive il dolore come un'effusione di amore, per cui vediamo che l'amore di Valeria e di Alfio diventa un amore che non si limita, e questo ne sono sicuro, con la nascita di Maria Benedetta, perché l'amore di sua natura è effusivo, cioè si rivolge ai tanti figli, ai tanti ragazzi che ruotano in quella casa. E poi c'è anche un'altra cosa bella che mi piace anche sottolineare in questo studio. Noi purtroppo dimentichiamo che quando Gesù risorto appare ai Suoi, la prima cosa che fa è che mostra le mani e il fianco. Strano, perché in genere, se io conosco una persona, basta il suo volto per riconoscerla. Lui volutamente mostra le mani e il fianco, che chiaramente ci ricordano i segni della crocifissione. Quando Tommaso, che era l'unico assente, dice: no, io se non vedo le sue mani, se non vedo il suo fianco e non metto le mani lì dove c'era il segno dei chiodi, io non crederò. Quando appare di nuovo e stavolta Tommaso c'è, Gesù ci sta al gioco e dico: guarda le mie mani, guarda il mio fianco. Che significa questo? Significa che credere nella resurrezione non significa superare il dolore, cancellare il dolore, ma nel dolore, e lo vediamo in Valeria, sperimentiamo che Cristo è veramente risorto. C'è una risurrezione anche nelle persone. Soprattutto in quel dolore, cioè stranamente il dolore, uso un termine, sembra quasi fatto apposta, ma ci sta ad hoc, il dolore è il grembo della resurrezione. In questo momento possiamo dire davanti a noi abbiamo nel dolore, che è la storia di Valeria, il grembo della resurrezione, e sarà Maria Benedetta il dono grande per questa famiglia ma anche per tutti noi. Quindi Valeria, per concludere, figlio sempre anche in cielo. Sergio c'è sempre nella vostra vita. Arriverà Maria Benedetta, avete un altro figlio anche, ma Sergio in cielo, ma è sempre. Sempre presente, sempre con noi, anche qui adesso, in questo momento. E lo è anche negli altri, nei ragazzi della sua età che stanno continuando la loro vita, che stanno portando avanti i loro sogni che potevano essere simili a quelli di Sergio. Assolutamente, io ho voluto, contro sempre tutto e tutti, andare in classe dopo 2 o 3 giorni dalla morte di Sergio, perché i ragazzi non volevano venire a casa, avevano paura, temevano di disturbare, di trovare magari la disperazione, e allora sono stata io ad andare in classe, a portare loro un po' di conforto, a cercare di confortarli anche semplicemente con un abbraccio. E in quel momento io non abbracciavo tutti i compagni di Sergio, ma ho abbracciato Sergio tante volte, perché è stato Sergio, poteva essere anche il contrario. E allora io sono stata in quel momento la mamma di tutti quei ragazzi e ho cercato di spiegare loro che dovevano continuare, erano alla fine del 4º anno, quindi dovevano continuare con l'appoggio dei professori, sicuramente della scuola, dovevano continuare il loro percorso di studi, dovevano diplomarsi e dovevano studiare, dovevano continuare la loro vita per loro e anche un pochino per Sergio. Io non aggiungerei altro. Grazie Don Salvo, grazie Valeria. Grazie a voi. È veramente in bocca al lupo e tanti auguri per questa bimba che nascerà fra poco. Grazie. Ci rivedremo forse con la bimba in braccio, chissà. Con piacere, grazie. E grazie alla regia che ci ha seguito fin qui e a voi e alla prossima.